Troppi vincoli sulle aree colpite da Vaia rendono più difficile la ricostruzione, usa parole durissime il presidente del Veneto Luca Zaia contro la burocrazia statale che frena l'immane lavoro svolto e ancora da fare. E sabato sera alle 21:15 il documentario Veneto in ginocchio, realizzato dalla nostra emittente Voci, racconta immagini e suoni dei terribili giorni della tempesta. Nuovo ospedale di Padova, un altro importante passo in avanti verso il Policlinico Internazionale, sottoscritta in regione la proposta di accordo di programma. Bue in fuga da una stalla di Piazzola sul Brenta, in Corna il proprietario e la moglie, i due in ospedale. A Belluno invece Cervo centra bus, solo spavento per i passeggeri. Arrestato il 55enne di Casale che lanciò un ordigno contro il condominio di Marcon dove abita la ex, poco prima le aveva mandato un messaggio: sto per portarti 2 regalini. Ai nostri microfoni il marito della 39enne malata di tumore morta poche ore dopo il parto: mi impegnerò fino alla fine per i nostri 5 figli. A 48 anni affetto da Alzheimer giovanile, da Concordia a Sagittaria la terribile storia di Paolo e della moglie Michela, una battaglia quotidiana sul caso, anche un'interrogazione parlamentare. Bassano, la città dei centenari, sono ben 25 i cittadini che hanno superato il secolo, il recordman ne ha 110 ed è il più vecchio d'Europa. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano le durissime parole del presidente della regione Veneto Luca Zaia sui troppi vincoli che nelle aree colpite dalla tempesta Vaia rendono più difficile la ricostruzione. Sentiamo. Il taglio di un albero non può essere trattato come l'aggressione di una persona, cioè noi dobbiamo anche poterci muovere, visto e considerato che si mettono a repentaglio le vite umane. Nonostante i tanti cantieri aperti e le somme impegnate, la burocrazia continua a mettere i bastoni tra le ruote. Su questo il governatore del Veneto Luca Zaia è netto e porta l'esempio dei detriti del Cordevole in Agordino, uno dei grandi malati di Vaia. Siamo convinti che quei detriti potrebbero dar vita a una pista ciclabile e finisce lì. Non capiamo perché finché sono stati sul fiume non creavano problemi, quando li metti per fare una pista ciclabile a fianco al fiume qualcuno dice anche che sono rifiuti. Ma figuriamoci, se dobbiamo trattare quei detriti come rifiuti, a lei che non si bonificherà mai. Un braccio di ferro, quello sui vincoli, che è in corso. Lo stesso Zaia ne ha già parlato con il numero 1 della protezione civile Angelo Borrelli, ma è la solita battaglia di Davide contro Golia. Se deleghiamo la sensibilità ambientale al burocrate che fa norme, magari spesso alimentate dalla manina di ambientalisti estremisti come idea ambientalista, finisce che non ci muoviamo più. E minori vincoli significa anche più autonomia per il territorio, e proprio sulla partita autonomista si registra la nuova commissione di esperti annunciata dal ministro Francesco Boccia, tra i nomi quelli di Roberto Maroni e del costituzionalista veneto Mario Bertolissi. Una nuova commissione quindi che rischia però di allungare anche i tempi, e il timer scorre. Il tempo sta passando, l'ho già visto passare per 14 mesi col Conte 1, non vorrei che si replicasse anche nel Conte 2, perché altrimenti sarebbe una presa in giro, non c'è più nulla da discutere. E sabato sera alle 21:15 appuntamento imperdibile con il documentario Veneto in ginocchio, realizzato dalla nostra emittente Voci, racconti, immagini e suoni di quei giorni terribili nei quali Antenna 3 fu un punto di riferimento costante per le popolazioni colpite, andando in onda quasi ininterrottamente per informare sugli sviluppi della situazione. Appuntamento quindi con il documentario Veneto in ginocchio sabato sera a partire dalle 21:15. Ed un anno dopo Vaia, al punto della situazione in provincia di Belluno con il presidente Roberto Padrin. Non è il momento, penso, di metterci delle medaglie al collo, perché penso che tutti abbiamo cercato in quelle giornate così difficili e terribili di fare la nostra parte. Un anno dopo Vaia non è sfuggito ai più attenti una vis svelatamente polemica fra i vari livelli istituzionali, chiamati ciascuno per le proprie competenze a fare la propria parte. È stato un passaggio dell'intervento dell'assessore regionale Bottacin martedì a Rocca Pietore a lasciare un po' d'amaro in bocca. Io sono passato al CCS di Belluno. Salto questa parte, mi sono fermato poco e c'era qualcosa che non mi tornava.
Noi al CCS abbiamo cercato veramente di fare il massimo delle nostre possibilità, guidati dal prefetto prima, poi dall'unità di crisi della Regione Veneto e poi anche dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile che ci è venuto a aiutare. Penso che sia stata una grande forza di unità. Un'occasione, dice Padrin, per guardare con fiducia al futuro, sapendo come intervenire in situazioni emergenziali. Quanto ai cantieri, 30 gli interventi della provincia per opere di consolidamento delle frane, altrettanti quelli pronti a partire. Oggi è tempo di ringraziamenti a chi si è dato anima e corpo nelle primissime ore dell'emergenza e alla grande macchina di protezione civile regionale e nazionale. Vaia, precisa Padrin, ha messo a nudo le problematiche infrastrutturali di questo territorio e l'auspicio è che le opere di ripristino vengano eseguite bene. Un ruolo importante nel post-Vaia l'ha avuto anche il fondo welfare istituito in provincia, che ha erogato contributi a chi si è trovato in stato di estrema necessità. Non soltanto per l'aiuto concreto dato alle persone economico, quindi ricordiamo oltre 500.000 euro dato anche a situazioni particolari che non potevano accedere ad altri contributi, ma soprattutto per la partecipazione e per l'ascolto, io credo, che ha dimostrato nei confronti dei sindaci, delle persone. Il fondo welfare ha stipulato un accordo con il Fondo Sani in Veneto che consentirà di fornire gratuitamente un servizio psicologico a chi non ha superato il trauma causato da Vaia. La sanità ora con il nuovo ospedale di Padova, un altro importante passo in avanti in regione è stata sottoscritta la proposta d'accordo di programma. Ci siamo, è incredibile a dirsi, forse in tempi più rapidi del previsto. Presso la Direzione Pianificazione Territoriale, la Regione Veneto, l'azienda ospedaliera di Padova, l'Università, il Comune e la Provincia hanno sottoscritto la proposta di accordo di programma per il nuovo ospedale di Padova. Ennesima data storica, ennesimo passo in avanti, in un percorso avviato in modo ufficiale il 31 luglio 2018 a Palazzo Balbi. In novembre la cessione alla Regione da parte del Comune dei terreni di San Lazzaro nella zona di Padova Est, il 29 ottobre 2019 questo nuovo passo in avanti e a darne notizia, soddisfatto per il lavoro svolto sin qui, il governatore Zaia. Sì, si è chiusa favorevolmente la conferenza di servizi, quindi l'ospedale, il Policlinico Universitario Internazionale di Padova è sempre più realtà. Abbiamo il terreno, si è fatta la variante urbanistica e poi adesso procederemo spediti verso la progettazione e la realizzazione. Un polo della salute di livello internazionale, la rigenerazione e riqualificazione del polo storico di Via Giustiniani, progetti che proseguono l'uno accanto all'altro, continua il presidente Zaia, che ricorda come una casa si costruisca a partire dalle fondamenta e che grazie all'accordo sottoscritto quelle poste per il nuovo ospedale di Padova sono ben solide. Idee chiare anche sui tempi. I tecnici ci dicono che per realizzare un'opera così complessa di levatura di standing internazionale che avrà un appalto di circa 600 milioni di euro, ci dicono che pronti via per vedere le chiavi in mano ci vorranno almeno 7-8 anni. Il progetto va avanti, la prossima mossa spetta adesso al Comune di Padova. E sulla questione sentiamo quindi il sindaco di Padova, Giordani. A gennaio andrà in consiglio comunale e da là partirà il tutto, mi spiego meglio, diventerà area Padova Est e Giustiniani tutta area ospedaliera, di conseguenza sarà l'avvio del programma. È vero, tutto quello che abbiamo detto nel passato stiamo anticipando i tempi, se vi ricordate, avevamo detto in primavera sarà a gennaio, per cui è motivo di soddisfazione, ringraziamento per il governatore perché mantiene sempre la parola, per cui personalmente lo trovo una persona corretta. Io sono soddisfatto, ma do per scontato queste cose. Quando dico le cose, siccome non sono un politico nel senso non offensivo, non sono capace di raccontare bugie, quello che dico è vero, magari ogni tanto tralascio qualche battuta di verità, però in questi casi qua io sono contento di quello che abbiamo fatto. La cronaca, pauroso incidente per 2 anziani coniugi incornati da una mucca nella stalla di casa, tragedia sfiorata oggi a Piazzola sul Brenta. Marito e moglie stavano lavorando all'interno della stalla dove sono custoditi alcuni capi di bestiame. All'improvviso una delle mucche ha caricato ed incornato il proprietario, 81 anni, ferita ad una mano la moglie, accorsa per salvare il marito che ora è ricoverato in osservazione all'ospedale.
stradale, nessuno dei due fortunatamente è in pericolo di vita. Ed attimi di paura questa mattina a bordo del pullman che stava trasportando i pendolari alla Luxottica di Agordo. Attorno alle 5:30 un cervo ha centrato in pieno il pullman della Dolomiti Bus che era partito da Feltre. Il vetro del mezzo è andato in frantumi, costringendo la compagnia ad effettuare il trasbordo dei passeggeri ad un altro pullman. Nessuno fortunatamente si è fatto male, ma non è la prima volta di un cervo contro un mezzo in transito. In questo periodo il fenomeno crea qualche apprensione dall'imbrunire al mattino, quando branchi di cervi si vedono stazionare a bordo strada per brucare l'erba sulla regionale 203 a Gordina, e l'attenzione degli automobilisti è messa ovviamente a dura prova. Ancora cronaca, è stato arrestato a distanza di pochi giorni dall'esplosione dell'ordigno avvenuto a Marcon il 55enne Paolo Nogara. A lungo ha perseguitato e minacciato l'ex fidanzata. Sto lavorando per portarti 2 regalini. Questo aveva scritto all'ex fidanzata Paolo Nogara, il 55enne che lo scorso 21 ottobre ha poi fatto esplodere un ordigno artigianale in viale San Marco a Marcon per vendicarsi di lei. A distanza di pochi giorni i carabinieri di Mestre l'hanno arrestato. È un'indagine lampo che ha consentito in breve tempo, grazie all'aiuto dei testimoni o di chi aveva visto qualcosa, di individuare degli indizi che ci hanno consentito di risalire all'autore e che è stato portato in carcere ieri pomeriggio su disposizione dell'autorità giudiziaria di Venezia. L'aiuto fondamentale è arrivato quando una donna ci ha detto che aveva dei problemi col suo ex convivente e che fra l'altro era uno che ci sapeva fare con questa roba, quindi è stato lo snodo fondamentale dell'indagine. Originario di Vicenza ma residente a Casale sul Sile nel Trevigiano, Nogara è accusato di atti persecutori, fabbricazione, detenzione e porto di materiale esplosivo. A suo carico precedenti specifici in materia, vista la sua grande passione nella realizzazione di ordigni. Era stato condannato solo pochi mesi fa per fatti risalenti al 2011. In quell'occasione aveva fabbricato 2 Molotov come forma di minaccia nei confronti di un conoscente residente a Mogliano Veneto che gli doveva qualche centinaia di euro. Una l'aveva messa nel garage del debitore, l'altra, pochi giorni dopo, nel cortile. Nel caso di Marconi invece ha utilizzato una bomboletta da sub, altra sua grande passione. L'elemento che è emerso subito sul posto dai primi accertamenti era appunto l'esplosione di un qualcosa che poteva essere una bombola di riserva di quelle usate da sub. Ovviamente per fare un qualcosa del genere, per farla esplodere, ci vuole un minimo di cognizione di quello che si va a fare. E che Nogara possedeva, visti i risultati. Lo scoppio infatti ha fatto sbalzare pezzi dell'ordigno a una decina di metri di distanza. La bomboletta conteneva gas detonante ed era stata accesa con polvere da sparo ricavata da alcuni petardi trovati poi in casa del 55enne. L'ex fidanzata è spaventata. Una donna preoccupata perché era andata già via da casa e aveva già denunciato in passato le violenze e le azioni vessatorie di quest'uomo. Ma nonostante questo si ritrova oggi davanti a questo nuovo grave episodio. Per fortuna oggi l'uomo è in carcere, però è chiaro che bisognerà tener conto anche di questo. Ed ora la storia di Samira, la mamma di 43 anni scomparsa 10 giorni fa a Stanghella dopo aver accompagnato all'asilo la figlia. Nella sua abitazione hanno lavorato i carabinieri del RIS. Scomparsa nel nulla, senza lasciare tracce, almeno per ora. Sono entrati in azione anche i carabinieri del RIS di Parma nelle indagini su Samira El Attar, 43 anni, marocchina, da 8 anni in Italia. Lo scorso 21 ottobre in Vici aveva portato la figlia di 4 anni all'asilo, poi si era recata da una conoscente a prendere dei vestiti per la bambina, quindi ancora in bici a Solesino, forse per cercare lavoro. Da allora più niente, staccato il cellulare, nessuna traccia. Il marito ha presentato denuncia il giorno successivo e da allora sono iniziate le ricerche che hanno coinvolto i carabinieri, le amministrazioni locali e la protezione civile. 24 ore fa i RIS di Parma hanno passato al setaccio l'abitazione della donna e l'auto del marito in collaborazione con i militari della compagnia di Este. Per ora nessuno sviluppo e nessun indagato, ma le ricerche continuano. E torniamo ora a parlare del caso della giovane mamma morta di tumore poco dopo aver dato alla luce al suo bambino. È scattata la gara di solidarietà in provincia di Treviso per aiutare il marito e di 5 figli.
Quando ho guardato i miei figli mi sono messo a piangere perché non sapevo cosa dire a loro. Quando sono arrivato, la prima parola che ho detto a loro: adesso papà è diventato, papà non si chiama più papà, papà si chiama papà mamma, perché la vostra mamma non c'è più. Il dolore di un marito che ha perso l'amore della sua vita e quello di un papà che ora dovrà crescere da solo 5 figli. Lambert Huapi non si dà pace per la morte della sua Marie-Louise, stroncata da un tumore 3 ore dopo aver dato alla luce il suo bimbo. Eppure, sorretto da una grande fede, trova la forza di andare avanti per i figli. Non piango mai, ma mi trovo sempre che piango, perché questa donna mi ha lasciato un vuoto nella vita. Ma per ringraziarla darò il massimo per fare crescere bene i suoi figli. Il Signore mi accompagnerà in questo percorso dove lotterò fino alla fine per dare ai miei figli il massimo di questa vita. E sono davvero tanti in queste ore così tristi a manifestare affetto e solidarietà per la famiglia di Marie-Louise Lambert. La Caritas diocesana di Vittorio Veneto ha aperto un conto corrente e la comunità intera si stringe a questa famiglia originaria del Camerun che si è fatta ben volere da tutti. Sia Marie-Louise che Lambert hanno sempre lavorato nelle case di riposo come operatori sociosanitari, portando aiuto e affetto agli anziani. Ora, nel momento più difficile, questo affetto sta tornando al marito e ai figli di questa mamma sfortunata. E papà Lambert non smette di ringraziare l'Italia e i trevigiani. Ringrazio tutti quelli che si stanno muovendo per aiutarmi, per i figli. E questo è un paese che mi ha dato tutto, un paese in cui mi sono praticamente fatto, ho lottato a integrarmi. Ringrazio veramente tutta l'Italia e penso che questo è un gran paese che sa accogliere. Ringrazio di nuovo l'Italia che mi ha accolto, che mi ha dato questa chance per diventare quello che sono oggi. Ed ora la storia di Paolo e Michela, una bella famiglia come tante che vive a Concordia Sagittaria con 2 figli piccoli. Un giorno Paolo scopre di essere affetto da Alzheimer giovanile e la loro vita cambia. Con dignità ed orgoglio chiedono aiuto alle istituzioni. Un senso di essere non più quello che ero prima. E mi dispiace per i miei bambini che non riesco più a gestire con affetti, con cose che mi vengono ogni giorno. E ho sempre paura comunque di non essere a livello, stare vivo, ecco. Quello di Paolo è un tormento che lo assale nei momenti di lucidità, quando la malattia gli dà tregua. A 48 anni, già da 5 soffre di una grave forma di Alzheimer giovanile. Le iniziali perdite di memoria sono divenute voragini, tanto da dimenticarsi talvolta pure dei figli di 6 e 10 anni. Sequenze che Paolo ha vissuto da bambino. Suo padre cominciò a soffrire di demenza quando di anni ne aveva 8, un copione esistenziale che si ripete. A sostenerlo la moglie Michela, che per seguirlo 24 ore su 24 ha lasciato il suo lavoro da segretaria, ma Michela è una guerriera, da mesi ha voluto rendere nota la sua storia e denunciare che di Alzheimer giovanile si parla ancora troppo poco. Michela vorrebbe solo una vita il più possibile normale, tornare al lavoro. Chiedo che ci sia un po' più di visibilità anche per i giovani, che ci siano dei centri dedicati soprattutto anche a loro, per stimolarli, per non fare in modo che le famiglie non debbano affrontare viaggi ed esborsi economici non indifferenti per portare i loro cari ad avere qualche sostegno in più. Ma quella tra Paolo e Michela è soprattutto una grande storia d'amore. Lo devo a Paolo, lo devo al suo altruismo, alla sua bontà d'animo. Cosa vorrebbe dire, cosa si sente di dire ai suoi figli e a sua moglie? Che mi dispiace di essere così e speravo una vita diversa per tutta la famiglia. Perché mi fa male vedere che non riesco più a essere
in bolla, libero di vivere la mia famiglia e stare insieme. E proprio in queste ore, partendo dal caso che vi abbiamo appena raccontato, la deputata veneziana di Italia Viva, Sara Moretto, ha depositato un'interrogazione al Ministro della Salute Roberto Speranza, che sarà discusso domani al Question Time in Commissione Affari Sociali. Solo in Veneto si stima che siano dalle 4 alle 5.000 le persone affette da Alzheimer giovanile. Il dato riportato dalla deputata: in Italia i casi di demenza sono 1 milione, di cui 600.000 quelli di Alzheimer, dati che sono in rapido aumento. Ed ora linea alla regia per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Sciopero e manifestazione questa mattina davanti all'ipermercato Auchan di Mestre. Il passaggio dei punti vendita del colosso francese a Conad è al momento segnato dall'incertezza sul futuro dei lavoratori. In ballo, dicono i sindacati, ci sono 250 posti di lavoro più 500 dell'indotto. Niente shopping oggi allo Auchan di Mestre. I lavoratori dell'ipermercato sono in sciopero e manifestano davanti all'ingresso come altri colleghi di altre zone d'Italia, alcuni dei quali in presidio davanti al Ministero dello Sviluppo Economico. L'avvertenza per l'acquisizione di Conad dei punti vendita del colosso della grande distribuzione francese crea più di una preoccupazione sul futuro occupazionale del personale. Il punto è oggi dare continuità occupazionale a questi lavoratori e queste lavoratrici. Questo è il punto di confronto sul quale si sta aprendo in questi minuti, credo, il tavolo al Mise a Roma. Quanti posti di lavoro sono in ballo? 18.000. Qui a Venezia? Qui a Venezia credo siano 250, però tenete conto che ci sono, oltre ai diretti, c'è anche tutto l'indotto, cioè i servizi alla logistica, pulizie, vigilanza, quindi stiamo parlando di un contesto che è, diciamo così, piuttosto largo. La presenza a Mestre della vice segretaria nazionale del sindacato guidato da Maurizio Landini dà un'idea della portata nazionale di una vicenda amplissima che non si gioca solo a Mestre, dove peraltro sono in ballo ben 250 posti di lavoro più 500 di indotto, una vicenda che al momento appare contraddistinta dall'incertezza. Non si sa nulla, la forte preoccupazione è che Conad non è venuto qua a informare, dite state tranquilli, qui addirittura a Mestre si parla di chiudere un piano, ci sono persone che vengono a prendere le misure, quindi se chiude un piano lecita la preoccupazione dei lavoratori di dire ho paura del mio posto di lavoro, certo. Dopo 6 incontri a livello nazionale non abbiamo nessuna risposta da Conad. Quindi diciamo non è molto ottimista. Non sono ottimista, però dobbiamo far sì che da oggi che iniziamo questo periodo di lotta, chiamiamolo così, noi dobbiamo far sentire la nostra voce. A livello nazionale abbiamo sentito che hanno aderito tutti i lavoratori di Auchan e Conad, e quindi speriamo che questa mattina al Mise ci diano qualche risposta almeno sull'accordo quadro. Accanto ai lavoratori si è mobilitata gran parte del mondo politico locale, in campo anche il Comune di Venezia. Per noi è impensabile che 250 lavoratori non abbiano la garanzia di un lavoro e dei livelli occupazionali precedenti e anche salariali. Su questo siamo già impegnati, nelle prossime ore partirà una lettera a Roma scritta insieme ai sindacati per chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico massima attenzione su questo tema, così come già nelle scorse ore abbiamo parlato con la Regione, la quale è disponibilissima ad attivare un tavolo a supporto anche del Comune per chiedere appunto al Governo di non lasciare soli i lavoratori a gestire questa avvertenza a livello solo locale. Bassano città di centenari, sono ben 25 i cittadini che hanno superato nel comune di Bassano del Grappa il secolo di vita, tra loro anche un carabiniere di 110 anni che è l'uomo più vecchio d'Europa. L'aria del Brenta evidentemente fa bene. Il solo comune di Bassano, dati alla mano, ha 25 ultracentenari tra i suoi residenti. Non è questione di quantità di chi ha sorpassato il secolo di vita, ma soprattutto di qualità, a cominciare da Giovanni Quarisa, il carabiniere classe 1909. Avete capito bene, 110 anni, passando per Maria Ceccato con i suoi 106 anni per arrivare ai ragazzini del gruppo, 6 donne e un uomo che hanno festeggiato i 100 anni nel 2018. C'è da dire che a spegnere tutte queste candeline nel 2019 saranno ben in 17 che le statistiche davano come 99enni nelle ultime rilevazioni.
Se il recordman è quindi un uomo, non ci sono dubbi che sono soprattutto le donne a tagliare il traguardo del secolo, 2 ultracentenari contro 23 signore del secolo. Non c'è confronto, come d'altronde appare in tutte le statistiche occidentali. In totale, dal 1914 in avanti, sono quindi in 9 ad avere visto la prima guerra mondiale, seppure in fasce. E se ci pensate, stiamo parlando di un autentico miracolo della vita, testimoni solidi come rocce e per fortuna spesso ancora vivaci nella mente e nel cuore. La loro discendenza potrebbe riempire un quartiere se si pensa che su 25 solo 5 non si sono sposati. Non abbiamo le statistiche su figli, nipoti e pronipoti, ma ci sentiamo di essere più che fiduciosi. Grazie, nonne bassanesi. In voi c'è tutto l'invalicabile Montegrappa. Ed era questo l'ultimo servizio, vi ricordo 20:10 questa sera in studio con Ferdinando Avarino, Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle e Massimiliano Barison di Veneti Uniti. È tutto per questa edizione, come sempre in chiusura le previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Ultimo giorno del mese con un tempo sostanzialmente stabile, peggiorerà poi nel weekend, ma la giornata di giovedì sarà tutto sommato buona. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso e grigio, non si esclude anche qualche piovasco sul Rodigino al mattino, altrove sarà asciutto e sarà possibile anche nel pomeriggio qualche schiarita soleggiata. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra 12 e 14 gradi circa. Più sole sul Friuli Venezia Giulia, il cielo si presenterà al massimo con qualche innocuo annuvolamento ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra 13 e 14 gradi. E ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà una giornata, come vediamo, piuttosto grigia, il cielo risulterà coperto. Temperature minime sui 10 gradi, massime tra 14 e 15 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.